Aquila, Mari Imposita, Sexto Pompeo superato, la voce della incontinenza. Sentiero della Tonnarella, fondali di Capo Milazzo, baia di Sant'Antonino, dove approdò il santo nel 1232. Troviamo a latitudine 38 e 26, longitudine 15 e 23 e potete ammirare con noi la bellezza della riserva marina della Secca di Ponente e del mare di Milazzo. Ricordiamo che una riserva, così come stabilisce la legge regionale 98/81, adesso magari un po' superata, è un territorio che per ragioni di interesse generale e di ordine scientifico, estetico ed educativo viene sottratta all'incontrollato intervento dell'uomo e posta sotto il controllo dei poteri pubblici, al fine di garantire la conservazione e la protezione dei caratteri naturali fondamentali. Allora, benvenuti con noi per dare un'occhiata alla riserva di Capo Milazzo. Avete visto i fondali della baia, adesso entriamo e diamo uno sguardo c'è un belvedere. Ci incamminiamo per i sentieri antichi che percorreva a cavallo Elena Baele, la quale viveva in queste terre amene. Ma questa è un'altra leggenda. Lei in realtà poi si buttò con tutto il suo cavallo per una delusione d'amore dal sauto cavallo. Ma non parliamo di cose tristi, andiamo avanti. Nel caso della riserva del Capo, essa rappresenta un dovere, una risorsa, un antidoto per una città che rischia di diventare sempre più avvelenata. Per cui l'area che è stata proposta come riserva, cioè in sostanza il territorio della baronia, ha una superficie di 56 ettari. L'ideale sarebbe se potesse comprendere l'area di Montretrino, il costone roccioso di Ponente che dalla baronia si porta verso il Tono. E perché la riserva? Perché è un territorio che ha un clima innanzitutto che è quello di un paradiso terrestre, una piovosità media di 65 mm, una temperatura tra i 26 gradi dell'estate, che comunque è abbastanza ventilata, e quella invernale di 12 gradi, perché c'è una scarsa umidità nella zona che rappresenta un elemento importante, perché il Capo è punto di passaggio per gli uccelli che migrano dall'Africa e poi anche è il rifugio del riccio europeo, del topo selvatico, della volpe, della donnola, dei pipistrelli, dei conigli selvatici, del moscardino. Per quanto riguarda le specie degli uccelli, basta ricordare che troviamo addirittura anche i falchi, anche le aquile. Ritornando agli uccelli della riserva di Capo Milazzo, abbiamo la gazza,
il corvo imperiale, la taccola, il tarabusino, la garzetta, l'airone cenerino, e perfino l'upupa. Troviamo il gheppio, vi troviamo il fringuello, lo zigolo nero, il cardellino, il verzellino, e soprattutto abbiamo anche degli uccelli che migrano e che trovano riposo dall'Africa quando si portano verso le nostre regioni. Il tarassaco, che ormai ha dato origine al pappo che vola. Vediamo se lo possiamo soffiare. Se invece facciamo riferimento alla flora, sappiamo che essa è molto ricca, che comprende delle piante caratteristiche. Per quanto riguarda invece le piante, ricordiamo quelle caratteristiche del promontorio: la ginestra spinosa, il calicotome villosa, l'euforbia arborescente o Euphorbia dendroides, l'artemisia arbustiva, ma anche il cappero, il garofano rupicolo, la vedovina delle scogliere o scabbiosa cretica, la finocchiella di boccone, il radicchio di scogliera, il terebinto, il melo selvatico, la felce aquilina. E poi ricordiamo che gli ambienti sono degli ambienti xerici, quindi aridi, ma anche alofili, e quindi danno rifugio per le piante alofile. E ricordiamo le fedra, che sono delle piante medicinali, le cipolle di mare da cui si estrae la digitale. Ricordiamo la Sphodelus fistolosus, per dirne alcune. Quindi abbiamo una garriga, una steppa, una vegetazione rupicola. Questo è Milazzo, e qualcuno dice che in questi luoghi Ulisse ha visto la ninfa Nausicaa, ma anche noi abbiamo trovato questa ninfa, e sappiamo per certo che Ulisse trovò rifugio a Milazzo, ed esattamente si portò nella zona dove c'è anche la famosa grotta di Polifemo. Grazie per l'ascolto e speriamo che la riserva diventi una realtà. E tutto questo per insistere che la riserva del Capo è naturale ed è un bene prezioso. Ringraziamo il Logos che ha creato questi posti e speriamo che nessuno lo distrugga, e lanceremo questo video in 3 lingue per essere compresi dal mondo intero. Grazie e arrivederci.